Assessore Ciano Contin, buongiorno, ci scusi se la fermiamo, le rubiamo pochi secondi soltanto per un commento a caldo, poi la lasciamo andare. Beh, che dice? Vi siete già sentiti? Vi siete telefonati? Come sta? Senz'altro ci siamo sentiti, vista l'amicizia che ci lega da quanti anni. Ma perché voi altri non avete ancora sentito? No, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ah, ho capito. Beh, e ora se dici che facciamo un colpo del telefono, sentiamo cosa dice in diretta, Aspetta che provo. Aspetta un attimo. Sì, e suona? Ehi là! Che risposta. Come sia? E ora siete emozionati? Ah, Penotti, che tu hai visto che razza un'altra volta ti tocca a te, senz'altro. Attenzione, immagino te vuoi rallentare, attenzione, come ho avuto che ti conta una barzelletta. Resti sempre il solito ora. Ascoltami, sai tu perché gli adolescenti di 12 e 13 anni non hanno ancora i peli sui bracci? Perché i sei tosati, hai capito? Tosati, nel senso che i adolescenti manigai come piegore che sei tosate, però se femmine io sei tosati nel senso, hai capito? Ti si sveglio, sta attento, che avresti mai detto ti invita tu a fare una roba del genere, da adolescente ti pensai? No! Dai, sta attento, coraggio, e sei emozionato. Che te gli occhi di tutta Italia puntati su di te, ma tu hai la forza per rifare un'esperienza del genere. Dai, avanti tutta, in bocca al lupo, va bene? Ciao Amadeus, ciao! Ella è forte. Posso andare a casa adesso?